Comunque, per tornare alla nostra storia, noi abbiamo questa festa, no? Che senza, anche qui, la parola ritmo, che poi la gente ti dice ritmo e fa così, come se il ritmo fosse uno solo, no? Ah, questo è un ritmo. Poi c'è anche il non ritmo, cioè il ritmo che cambia, ma che è stata a dire? Questa è roba, se lo è, per la televisione, perché a un certo punto c'è la pubblicità. Allora lo devi scansionare in un ritmo, perché sennò rischia di essere più interessante la pubblicità, più avvincente, perché in 30 secondi questi ce ne mettano di roba, che non quello che fai te. Però sta storia del ritmo, anche quella, attenzione, qui non c'è il ritmo. Eppure lui gioca col tempo in maniera alle volte anche convenzionale. Spazio bianco, passaggio di tempo. È quasi in presa diretta, no? Ti dà conto di minimi dettagli, tutti insignificanti, apparentemente, e poi c'è il passaggio di tempo, che è, diciamo, una convenzione addirittura qualcuno la considera volgare, no? E invece no, ma perché? Cioè io sto su quello che mi interessa. Evidentemente quello che succede nel frattempo non mi interessa. Ti ho già dato conto, ribaltalo in quello spazio bianco e sarà un susseguirsi di convenevoli, eccetera, eccetera. Però quello che ti dovevo dire e che mi serve per il racconto te l'ho già detto. Dicevo, tra l'altro, così, senza insistere tanto, però ti dà conto anche di come è facile in questa società oppressa, che tenta di divertirsi lo stesso, che tenta con decoro e con impegno da anni di concedersi un po' di divertimento, ma anche un po' di lascivia, perché poi in fondo ballare è qualcosa di, insomma, sensuale, di come sia facile precipitare nei problemi politici, perché a un certo punto questo Conroy viene invitato a ballare la quadriglia da una sua ex amica, non ex fidanzata, ma una che lui conosce da quando erano a scuola insieme. E la quadriglia è un ballo nel quale si parla, perché ci si allontana, poi ci si avvicina, ci si dicono delle cose, no? È fatta per parlare, mentre nel valzer magari è fatto più per corteggiarsi, insomma, invece ci si scambiano le opinioni. E questa, di brutto così, mentre cominciano, gli dice: certo, non credevo che tu scrivessi per dei giornalacci anglofili, perché lui scriveva delle recensioni sul Times di Dublino, che è un giornale per la parte politica, diciamo, un giornale conservatore e filo inglese. E sta ballando la quadriglia, con questa, che lui è molto innamorato della moglie, la cerca, la vede in compagnia di questo e quell'altro, però balla anche con chi gli capita. Sta a ballare la quadriglia e questa lo attacca su sta storia. E poi lui gli dice: ma insomma, scrive le recensioni non è che vuol dire abbracciare per forza un'ideologia. Questa insiste un po' e poi gli dice: ma scherzavo, dai, non capisci che scherzavo? E si rimettono a parlare un po' invece di cosa fai quest'estate. Ah, dice, io andrò in bicicletta come tutti gli anni, un gita in bicicletta in Belgio, in Germania. Lei riparte: e perché vai in Belgio e in Germania? Perché questa nostra Irlanda la conosci tutta? E dice: no, per la lingua, perché così mi specializzo. E perché la nostra lingua tradizionale non ti sta bene? Sempre ballando sta quadriglia con sta cacacazzi. E questo che diceva: no, veramente mi serve per lavoro, no? Questa è anche comica, in effetti, ma non ci sta. Io la faccio più comica. E Joyce sa essere comico, però deve trattenersi, no? E quindi con sta quadriglia, con questa che in effetti non stava scherzando. In effetti lei lo bolla, fanatica nazionalista, gaelica, cosa. Lo bolla, l'ha bollato come un filo inglese, un collaborazionista.
perché scrive recensioni su quel giornale e perché va in vacanza in Belgio invece di andare con lei, perché lei e la sua cerchia dice perché non vieni con noi tra l'altro cittadina, non mi ricordo come si chiama, che però è importante perché è la cittadina da cui proviene la moglie di Conroy, che poi è anche la cittadina da cui proviene Nora Joyce, la sua moglie. Galloway mi pare si chiami, sul mare. E lui gli ha detto no, si è già fissato, si va in Belgio in bicicletta, niente, sei un collaborazione. Quindi finisce sta quadriglia e lui è turbato un'altra volta, dice vai, ho sbagliato, ma certo però qua non se ne fa una a modo, perché viene da queste donne con cui entra in contatto, che non sono da lui controllate, le sue zie pendono dalle sue labbra, la sua cugina pende dalle sue labbra, ma queste donne che pure conosce da tanto tempo lo mettono in difficoltà. Tanto che questa qui prima di cena se ne va. Come se lui l'avesse veramente offesa a morte andare in bicicletta in Belgio. No? E questo genera un po' anche di un piccolo incidente diplomatico, perché le zie dice perché va via, cosa succede? Poi qua là una carrozza, l'accompagno, no? Lui fa anche il gesto di accompagnarla per cercare di rattoppare, dice l'accompagno io, la carrozza no, non c'è bisogno, lei è proprio dura, Tra l'altro lui non lo dice, ma nella descrizione che fa era pure cozza questa, non era manco bella. Per cui, insomma, neanche se lo poteva permettere, diciamo, turba proprio perché vuole turbare, vuole rompere, capito? E rompe a lui. Diciamo che lui viene rifornito della sua autostima dalla fiducia che continuano ad avere in lui le sue zie. Quindi poi c'è questa cena senza la ragazza che si è data, lui taglia sto tacchino, stoca arrosto, e di fatto alla fine lo pregano, ma basta, mangia pure te, perché lui continua a dare agli altri quello che spetta agli altri, cioè si prende questo ruolo di, non so come dire, direi di quello che taglia l'oca, quello è il ruolo. E poi tocca al suo discorso. Non è che lo improvvisa, lo sanno tutti che lui deve fare questo discorso, è il più colto, è il professore di lettere, è probabilmente anche, non ce lo dice, ma anche poeta, e lui fa questo discorso e noi scopriamo, leggendo questo discorso, che taglia tutte le citazioni poetiche, non ce n'è una. Lui ripassando mentalmente mentre ballava, allora dunque sì, poi Paride, poi non so se ci metto Shakespeare, non ce lo metto, poi Paride arriva, ma la poesia no. Ed è un discorso tutto concentrato su quella che è poi, per un esule, la proverbiale ospitalità irlandese, di cui le sue zie sono, no? Oltre che essere ovviamente le padrone di casa, alle quali va l'omaggio di tutti, il ringraziamento, sono il campione di Dublino dell'ospitalità irlandese, la sana vecchia ospitalità irlandese, sono loro. Però la sana vecchia ospitalità irlandese è quella cosa che ti trattiene insieme a quei 3 giochi in Irlanda, al punto che poi se sei Joyce, se sei Beckett, ma anche se sei Oscar Wilde, anche se sei, devi emigrare e l'Irlanda la devi trasformare, no, in un luogo della mente. Fa questo discorso che è un discorsino poi alla fine, un discorsino, non c'è nulla di erudito, nulla di colto, no? Strappa applausi soprattutto citando le persone, facendo arrossire le zie, usando ogni tanto però insomma delle espressioni che si può ben permettere, essendo lui un loro congiunto stretto. E alla fine questo discorso va via liscio, ripeto, apparentemente senza nessun problema. In realtà è un discorso basato su questo demone dell'ospitalità irlandese, che non viene definito demone, ma che noi sappiamo essere demone, proprio perché abbiamo visto tante volte, vieni, siediti, bevi, e poi il problema è che questo è proprio alcolizzato, cosa vieni, bevi? No,
E il racconto prima, la grazia, è proprio quello. Cioè, devono salvare uno che viene fantasticamente descritto alla prima pagina in fondo a una scala, sdraiato in terra col sangue che gli esce dalla bocca perché è ruzzolato sotto alle scale. Un signore che poi lo rimettono in piedi. Fa ridere pensare la figura di merda che ha fatto questo davanti a tutti, però è ubriaco perso e si è mozzicato la lingua, siccome non riesce neanche a parlare, capito? Sente un male boia. E allora poi da lì nasce la grazia, si chiama, nasce questo complotto, viene chiamato così, tra la moglie e gli amici suoi che l'hanno riportato a casa, di farne un uomo nuovo. E quando vanno a casa sua questi peracottari che hanno avuto sta pensata di portarlo dai gesuiti, di andare tutti a darsi una bella ripulita all'anima dai gesuiti, però avviene a bere sto whisky e quindi ha voglia a andare dai gesuiti. Poi finisce veramente dai gesuiti il racconto, però è, direi, emblematico di cosa possa essere questa ospitalità irlandese, che viene così cantata da Gabriel Conroy. E lui si sente bene perché ha capito che insomma ha fatto bene a tagliare queste cose, è andata liscia, la gente ha riso dove doveva ridere, ha applaudito dove doveva applaudire, lui non ci ha fatto la figura del grande oratore perché non era giusto rendere omaggio a chi organizza con quella cura e con quel decoro tutti gli anni questa festa, augurando lunghissima vita a tutti quanti, fine. E qui c'è un altro passaggio di tempo, perché ci ritroviamo a notte fondissima quando se ne stanno andando via tutti. C'è ancora qualcuno che balla e che suona, però noi siamo già nell'anticamera dove c'è un problema di carrozze. Vado io a prendere 2 carrozze, dice uno, e esce nella neve, perché sta nevicando. E Gabriel è lì saluta le persone, però non c'è sua moglie. E a un certo punto lui si gira e in fondo alle scale vede una donna e c'è una descrizione di questa donna, di come è vestita, che è sua moglie e che lui riconosce subito come sua moglie, ma che però Joyce ci descrive come una donna. Cioè ci dà conto, e questo è un altro prodigio, perché ci dà conto che lui vede sì sua moglie e la vede appoggiata al muro in cima alle scale che sta ascoltando una musica, ma la musica non si capisce bene perché c'è casino, la porta aperta, eccetera. Ma quando ci descrive questa donna, ce la descrive Joyce attraverso gli occhi di Conroy come una donna che solo dopo è sua moglie, ma non perché lui lo scopra dopo, è sua moglie fin dall'inizio, ma viene descritta come una donna. Allora lui va, insomma, finisce questa canzone che lei stava ascoltando, che veniva cantata da questo baritono, no, questo tenore, da questo tenore, c'era un tenore lì, che però sgarbatamente si era sempre rifiutato tutta la sera di cantare e che poi alla fine aveva ceduto, aveva cantato questa canzone, perché c'ha il raffreddore, no? E quindi c'ha la voce roca, non voleva cantare per questo, e allora giù parla di, certo, ora tutti sono raffreddati, tutto di nuovo, una cosa di luoghi comuni, però anche lì non si sa come si arriva a Greta, alla moglie, perché Conroy si accorge che lei è strana, che era strana anche, ecco perché l'ha vista come una donna, era strana mentre ascoltava questa canzone sconosciuta per lui. Ed è ancora strana, è reminiscente, distratta, no? Nel frattempo arriva quello, dice ho trovato una carrozza sola, siccome lui c'ha la madre vecchia, dice pigliala te, poi ci monta anche un altro, insomma, e rimangono un certo gruppetto che dice vabbè andremo a cercare un'altra carrozza sul lungo fiume e escono nella neve, perché nevica ancora tutta la notte, in tutta l'Irlanda sta nevicando,
anche lì fioccano, ma che Natale sarebbe senza la neve? Però c'è qualcosa di più, c'è un respiro in questa nevicata su tutta l'Irlanda, che si nutre anche di queste frasi di circostanza, anzi se ne rafforza. Loro escono in questa nevicata, senza la quale non sarebbe Natale, che sta coprendo tutta l'Irlanda. E questo Gabriel, camminando, con lui c'è il tenore, la moglie del tenore, sua moglie, eccetera, vanno a cercare una carrozza, comincia a provare, e qui Joyce va al limite, ma sta ben di qua del limite, nel raccontarti che cosa gli succede. Gli succede che si eccita al pensiero di andare in albergo con la moglie e scopare. Desidera sua moglie. Okay? La desidera fisicamente, si eccita al pensiero che fra poco saranno in questo albergo, perché per una notte, l'avevano detto nelle conversazioni di circostanza, non stanno a tornare all'alba, che stanno vicino, no? Perché poi le zie stavano in pensiero e fa freddo, ti raffreddi e c'è adesso perché poi vedi il raffreddore e cose, e avevano preso una stanza in un bel albergo di Dublino e avrebbero dormito qualche ora lì e poi sarebbero tornati a casa. Questa cosa buttata lì, adesso comincia a inturgidirsi, perché questo Gabriel comincia a desiderare il momento, no? E a benedire che questa donna è sua moglie, ed è sua moglie da tanti anni, ma la maggior parte di questi anni sono stati vissuti nella paccottiglia quotidiana della famiglia, dei bambini, il lavoro, eccetera, che normalmente spegne le passioni, no? E invece nel loro caso no. E quindi trovano sta carrozza, c'è questa meravigliosa, languida, lento, tutto al femminile, no, al maschile, viaggio verso corsa, ecco, era corsa, quindi femminile, corsa in carrozza verso l'hotel, che è il primo indirizzo. Dopo c'è il tenore che deve andare da un'altra parte, ma Gabriel paga la corsa anche al tenore e lascia anche uno scellino di mancia al vetturino, perché sta per entrare in uno dei migliori alberghi di Dublino con la donna che ama e che desidera, e fra poco, una volta venuti a capo di tutti sti corsetti, stivaletti, cose, riesce a essere molto sensuale Joyce qui, veramente senza dir niente, guardate che è difficile. Però questo splendore della notte, della neve, questo freddo che però verrà riscaldato, questo desiderio che però verrà appagato, questo aver fatto il proprio dovere e averlo fatto anche generosamente, non mostrandosi superiore, ma cantando la meravigliosa ospitalità di queste due vecchie, lui sta bene, perché sa che adesso poi finalmente tutto ciò che c'è stato tra loro quando erano ragazzi, il viaggio di nozze, tutte queste cose lo accompagnano in stanza con lei. E quando è in stanza con lei, e lui si accorge che lei è sempre un po' strana, bellissima, seducente, però è strana. E allora io adesso ve la leggo la parte finale, perché è inutile che ve la racconti. E se poi rimane qualche minuto, se no si finisce così, se no poi si tira le somme, diciamo. Tra l'altro, appunto, lui cerca di scuoterla parlando di una persona alla quale aveva prestato del denaro che stanotte gliel'ha reso,
no? Lei non lo sapeva che lui le aveva prestato denaro, glielo dice solo quando gli dice me l'ha reso. E lei, pur assente, un po' pur distratta, gli va lei da lui, si avvicina lei a lui, lo bacia e gli dice: sei molto generoso, Gabriel. Perché c'era questo problema che stavano distanti, lui stava alla porta, lei stava allo specchio, si stava spogliando, e questa distanza che c'era tra loro, lui non sapeva come fare a colmarla perché percepiva che c'era qualcosa in lei, no? E quindi tutta quella facilità di dire a mia moglie adesso non era più così facile. La colma lei, è venuta lei, no? Gabriel, tremante di gioia per il suo improvviso bacio e la stranezza della frase, le posò le mani sui capelli e cominciò ad accarezzarli all'indietro, toccandoli appena con le dita. L'averli lavati da poco li aveva resi morbidi e lucenti. Il cuore gli traboccava di felicità. Proprio nel momento in cui più lo desiderava, lei era venuta spontaneamente. Forse i loro pensieri avevano seguito lo stesso corso, forse lei aveva avvertito il suo impetuoso desiderio e poi si era fatta arrendevole. Adesso che era venuta a lui con tanta facilità, si chiedeva perché si fosse sentito così sfiduciato. Rimase immobile, tenendole la testa tra le mani. Poi, passandole rapido un braccio intorno alla vita, l'attirò a sé e le disse con tenerezza: Greta, cara, a che cosa pensi? Non va mai fatta questa domanda, lo sappiamo, no? Fa proprio questa domanda che non va fatta. E qui lo capisci che non la deve fare. Non gli rispose né si abbandonò completamente all'abbraccio. Le ripeté ancora dolcemente. Però una volta che l'hai fatta, la devi rifare. Dimmi che c'è, Greta. Credo di indovinare di cosa si tratta, no? Non gli rispose subito. Poi, scoppiando in lacrime, disse: sto pensando a quella canzone. La ragazza di Augrim, quella che il tenore aveva cantato, e lei gli aveva chiesto come si chiama questa canzone, perché non lo sapeva. Scoppiando in lacrime, si sciolse dalla stretta, corse verso il letto e gettando le braccia sulla spalliera nascose il viso. Gabriel, per lo stupore, rimase come impietrito per un momento e poi la seguì. Passando davanti alla specchiera, vi colse la propria immagine riflessa per intero, il davanti della sua ampia camicia ben steso sopra il petto, il viso la cui espressione lo metteva sempre in imbarazzo quando si guardava allo specchio e il luccicare degli occhiali dalla montatura dorata. Si fermò a pochi passi da lei e le disse: e che cosa c'è in quella canzone? Perché ti fa piangere? Sollevò la testa dalle braccia e si asciugò gli occhi col dorso della mano come una bambina. La voce di Gabriel prese un tono più gentile di quanto effettivamente fosse nelle sue intenzioni, mentre le chiedeva: perché, Greta? Mi ricorda una persona che la cantava tanto tempo fa. E chi era quella persona? Chiese Gabriel sorridendo. Una persona che avevo conosciuto dalla nonna quando stavo a Galway, rispose. Il sorriso scomparve dal viso di Gabriel. Una sorda collera cominciò ad addensarsi di nuovo in fondo alla sua mente, con un sordo ardore di lussuria riprese a bruciargli rabbioso nelle vene. Qualcuno di cui eri innamorata, naturalmente, chiese ironico. Era un giovinetto quando lo conobbi, rispose lei. Si chiamava Michael Furey. Cantava spesso quella canzone, La ragazza di Augrim. Era molto delicato. Ora qui c'è da dire due cose, che poi alla fine, vabbè, questa l'ho curata io, finiscono in nota.
Michael è il nome dell'altro arcangelo, quello che combatte il demonio, che in un certo senso è il rivale di Gabriele. E l'essere delicato era un modo delicato di dire che era tisico. All'epoca si diceva così. Gabriel taceva, non voleva che lei pensasse che il ragazzo delicato lo interessasse. Mi sembra ancora di vederlo, riprese Greta dopo un momento, con quegli occhi grandi, scuri. E che espressione avevano, che espressione. Ne sei proprio innamorata, disse Gabriel. Facevamo spesso delle passeggiate insieme, precisò lei, quando eravamo a Galway. Un pensiero attraversò la mente di Gabriel. Forse è per questo che volevi andare a Galway con quella Ivors, domandò freddamente, perché quando questa se ne va, quella ragazza nazionalista, lui gli dice, oh, e io, ma che gli hai fatto? No, niente, mi aveva detto se venite a Galway, e io gli ho detto no, si va in Belgio, e lei ha detto ma sì, ma perché non andiamo a Galway? No, è perché si va in Belgio, si è fissato, e finisce lì. Allora lui gli ribolle, dice allora vorrei andare a Galway per quello, per rivederlo. Forse è per questo che volevi andare a Galway con quella Ivors, domandò freddamente. Lo guardò con stupore. Perché? I suoi occhi gli diedero un senso di disagio, si strinse nelle spalle. Che ne so io, forse per rivederlo. Distolse gli occhi da lui e in silenzio li volse verso la finestra, lungo la striscia luminosa. È morto, disse dopo un bel po'. È morto a soli 17 anni. Non è terribile morire così giovani? E cosa faceva? Chiese Gabriel ancora ironicamente. Era impiegato presso l'azienda del gas, rispose lei. Gabriel si sentì umiliato dalla cattiva riuscita della sua ironia e per avere evocato lo spirito di quel ragazzo morto, un ragazzo impiegato presso l'azienda del gas. Mentre lui era tutto preso dal ricordo della loro vita intima, pieno di tenerezza, di gioia, di desiderio, lei, nella sua mente, lo aveva paragonato a un altro. La coscienza di ciò che egli era in realtà lo assalì e ne provò vergogna. Si vide come un individuo ridicolo che faceva da galoppino alle zie, un nervoso, ben intenzionato, sentimentale, che teneva discorsi alla plebaglia e idealizzava i propri bassi istinti, quell'essere fatuo e miserando che aveva intravisto nello specchio. Istintivamente girò ancora di più le spalle alla luce per timore che lei potesse accorgersi della vergogna che gli bruciava in fronte. Si sforzò di sostenere il suo tono di fredda interrogazione, ma la sua voce, quando parlò, era umile e indifferente. Penso che fossi innamorata di questo Michael Fury, Greta, disse. Stavamo molto insieme allora, osservò lei. La sua voce era velata e triste. Gabriel, sentendo quanto inutile sarebbe stato ormai cercare di condurla dove si era proposto, le accarezzò la mano e disse, anche lui con tristezza: E di che cosa è morto così giovane, Greta? Tubercolosi? Credo sia morto per me, rispose Greta. Un vago terrore colse Gabriel a questa risposta, come se in quell'ora in cui aveva sperato di trionfare, un implacabile e vendicativo essere gli si avventasse contro, raccogliendo forze sconosciute contro di lui nel suo mondo non ben definito, ma con uno sforzo se ne liberò e continuò ad accarezzarle la mano. Non le chiese altro, perché sentiva che lei stessa gli avrebbe detto tutto. La sua mano era calda e umida. Non rispondeva al suo tocco, pure continuò ad accarezzarla, proprio come aveva accarezzato la prima lettera di lei quella mattina di primavera. Era inverno, disse, anzi il principio dell'inverno, e stavo per lasciare la casa della nonna per venire qui in collegio. Lui si era ammalato in quei giorni lì a Galway e non poteva uscire, tanto che i suoi genitori a Oughterard erano stati avvertiti. Alla fine, dicevano,
Era alla fine, o qualcosa del genere. Non l'ho mai saputo con precisione. Si interruppe per un momento e sospirò. Poverino, riprese, mi voleva tanto bene ed era un così caro ragazzo. Facevamo spesso delle passeggiate insieme. Tu sai, Gabriel, come si fa in campagna. Avrebbe studiato canto se la salute cagionevole non glielo avesse impedito. Aveva veramente una bella voce, povero Michael Furey. Beh, e poi? Fece Gabriel. Poi, quando giunse per me il momento di lasciare Galway per andare in collegio, era molto peggiorato, tanto che non mi permisero di vederlo. Allora gli scrissi una lettera dicendo che andavo a Dublino e che sarei tornata nell'estate. Speravo allora di trovarlo migliorato. Si fermò ancora un momento per dominare la voce, poi continuò. La notte prima che partissi ero in casa dalla nonna a Nuns Island e stavo facendo le valigie quando sentii un rumore di sassolini contro la finestra. Ma i vetri erano così bagnati che non mi fu possibile vedere niente. Tagliate questa, è inutile, tagliala. Ma i vetri erano così bagnati che non mi fu possibile vedere niente. Allora, così com'ero, corsi giù per le scale e dall'uscio posteriore sgattaiolai in giardino. Proprio là, in fondo, trovai quel povero ragazzo, scosso dai brividi. E non gli dicesti di andarsene via? Domandò Gabriel. Lo scongiurai di tornarsene a casa subito e gli dissi che sarebbe morto se fosse rimasto lì sotto quella pioggia. Ma mi rispose che non ci teneva a vivere. Me li rivedo ancora davanti i suoi occhi, come fosse adesso. Era in piedi in fondo al muro, vicino a un albero. E tornò a casa? Chiese Gabriel. Sì, se ne andò. Ma era passata appena una settimana da quando era entrata in collegio che morì e fu sepolto ad Oughterard, il paese dei suoi. Ah, il giorno che lo seppi che era morto. Si interruppe, scossa da singhiozzi e sopraffatta dall'emozione si buttò a faccia in giù sul letto, mettendosi a singhiozzare sulla coperta. Gabriel le tenne la mano un po' più a lungo, indeciso, e poi, non volendo intromettersi nel suo dolore, la lasciò ricadere pian piano e si diresse adagio alla finestra. Si era profondamente addormentata. Gabriel, appoggiato sul gomito, la guardò per alcuni istanti, senza rancore, i capelli scomposti e la bocca semiaperta, ascoltandone il profondo respiro. Dunque c'era un romanzo nella sua vita. Un uomo era morto per lei. Non provava quasi più pena ora, pensando alla misera parte che lui, il marito, aveva avuto nella sua vita. La osservava mentre dormiva, come se non avessero mai vissuto insieme da uomo e donna. I suoi occhi curiosi indugiarono a lungo sul suo viso e sui suoi capelli, e mentre pensava a quella che doveva essere stata allora, al tempo della sua bellezza di fanciulla, una strana, benevola pietà per lei gli penetrò nell'anima. Non voleva ammettere nemmeno con se stesso che il suo viso non era più bello, ma sapeva che non era il viso per il quale Michael Furey aveva sfidato la morte. Forse non gli aveva raccontato tutto. Posò gli occhi sulla sedia su cui lei aveva gettato alcuni indumenti. Un laccio della sottana pendeva sul pavimento. Attenzione, uno stivaletto, la cui parte alta era afflosciata, stava dritto e il compagno gli giaceva di fianco. È un quadro. Taglialo. Si meravigliò della sua eccitazione di prima, ma da dove era derivata? Dalla cena delle zie, dal suo sciocco discorso, dal vino e dal ballare, dal festoso scambiarsi la buonanotte nell'atrio e dal piacere della passeggiata lungo il fiume, sulla neve. Povera zia Giulia. Anche lei, presto, sarebbe stata un'ombra, come Patrick Morcan, suo padre, e il suo cavallo. Glielo aveva letto in faccia per un momento quando cantava Ornata per le nozze. Presto, forse,
si sarebbe trovato seduto nello stesso salotto, vestito di nero, col cilindro sulle ginocchia. Le imposte sarebbero state socchiuse e zia Kate, seduta accanto a lui, piangendo e soffiandosi il naso, gli avrebbe raccontato come Giulia era morta. Si sarebbe spremuto le meningi per trovare qualche parola che potesse consolarla e ne avrebbe trovato solo di banali e inutili. Sì, sarebbe accaduto molto presto. L'aria della stanza gli faceva sentire freddo alle spalle, si lasciò scivolare con cautela sotto il lenzuolo e si coricò accanto alla moglie. A uno sarebbero diventati tutti delle ombre. Meglio passare a miglior vita baldanzosamente, nel pieno fulgore di qualche passione, piuttosto che appassire e spegnersi lentamente di vecchiaia. Pensava come colei che gli giaceva accanto avesse per tanti anni custodito gelosamente nel cuore l'immagine degli occhi del suo innamorato, quando le aveva detto che non desiderava vivere. Lacrime generose riempirono gli occhi di Gabriel. Lui non l'aveva mai provato per nessuna donna, ma sapeva che un sentimento simile doveva essere amore. Le lacrime gli salirono più copiose agli occhi e nella parziale oscurità immaginò di vedere la sagoma di un giovinetto in piedi sotto un albero gocciolante. Altre figure gli erano accanto. La sua anima si era avvicinata a quella regione dove dimora l'immensa schiera dei morti. Era conscio della loro esistenza aerea e incorporea, ma non poteva afferrarla. La sua stessa identità svaniva in un grigio mondo impalpabile, lo stesso solido mondo in cui questi morti avevano operato e vissuto. Si dissolveva e svaniva. Un leggero picchiare sui vetri lo fece voltare verso la finestra. Aveva ripreso a nevicare. Osservò, assonnato, i fiocchi argentei e scuri cadere obliquamente contro il lampione. Era tempo per lui di mettersi in viaggio verso Occidente, che è un modo di dire prepararsi a morire. Sì, i giornali avevano ragione, nevicava su tutta l'Irlanda. La neve cadeva su ogni punto dell'oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi. Cadeva lenta sulla palude di Allen e più a ovest, sulle onde scure e tumultuose dello Shannon. Cadeva anche sopra ogni punto del solitario cimitero sulla collina dove era sepolto Michael Furey. Si ammucchiava fitta sulle croci contorte, sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima svalì lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l'universo, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e su tutti i morti. È per l'autore questo. Allora, per chiudere, io dico, vedete, a me è capitato di desiderare d'essere cieco leggendo Cattedrale di Raymond Carver, di desiderare la miseria leggendo Viaggio al termine della notte di Céline. Come effetto proprio collaterale mi capita di desiderare d'essere morto leggendo questo racconto, ma a differenza del romanzo di Céline, che è un corpo a corpo, ogni tanto vai in terra, poi ti rialzi. Questo è un racconto e come dicevamo i racconti possono essere perfetti. Questa è la dimostrazione che i racconti possono essere perfetti, che non va sottovalutata l'idea della perfezione quando si scrive un racconto, perché c'è chi li ha scritti perfetti, mentre i romanzi perfetti non possono essere, perché non sarebbero romanzi se fossero perfetti, sarebbero racconti troppo lunghi e quindi non sarebbero perfetti. I racconti possono essere perfetti. Scrivere un bel racconto non è facile, ma è come recintare il pollaio.
Scrivere un racconto perfetto è prendere la volpe. Grazie. Io voglio ringraziare Sandro perché sono state 2 ore bellissime, intense, siamo orgogliosi appunto di avere Sandro con noi. Al volo, a gennaio ci sarà un'altra lezione qui in questo posto bellissimo e ci sarà Alessandro Piperno che farà la lezione con noi. Abbiamo qua un'altra professoressa di Molly Bloom che è Gilda Policastro, il cui corso di poesia inizierà il prossimo febbraio e niente. Abbiamo acchiappato 3 voti. Abbiamo preso un sacco di voti. Grazie a tutti. Grazie a voi.